Per me la fotografia è un modo di appropriarmi delle identità di altri popoli, quindi portare a casa un po' di storia, di cultura, di tradizioni, di bellezza soprattutto. Gli oggetti sono testimonianze della cultura, della storia, della tradizione dei popoli che ho avuto la possibilità di contattare e di visitare, ma soprattutto anche di storie lontanissime, storie che non possiamo conoscere se non interpretare, momenti di vita che io chiamo di altri mondi. Una vita, mille vite viste dall'obiettivo, un obiettivo che raggiunge l'anima e racconta l'emozione, scatti che rendono eterno un volto, un'espressione, un paesaggio, che parlano a chi, a chilometri di distanza, di usi e costumi, si avvicina al lavoro di Carlo Bragagnolo, fotografo e regista trevigiano. Scatti ma anche oggetti che costituiscono la personale di Bragagnolo, allestita al Museo Casa del Giorgione di Castelfranco Veneto, sino al prossimo 15 marzo. Tutte le foto che riesco a fare hanno dei significati particolari per me, sono dei momenti di vita condivise, non sono scatti, fatti così en passant. Eloquente il titolo, uno sguardo sull'altro, frammenti di vita, arte e quotidianità nella terra degli altri, quegli altri che diventano parte di un'armonia di dissonanti unicità, proprio quelle che costituiscono l'umanità, che ci propone il nostro artista a testimonianza dei suoi viaggi con la fidata compagna, la macchina fotografica.